Raramente Mario Sironi parlava di pittura con i pochi amici, anche se ne aveva scritto per diversi anni come critico del quotidiano Il Popolo d'Italia. L'udii una volta dire che l'arte non è mai abitudine pacifica, è lotta degli spiriti dentro e fuori di sé. A me piace il vecchio italianismo, il film muto con ridolini e disegnare ancora con la vecchia matita a grafite o il carboncino usati fin dai tempi di Leonardo. Ebbi la fortuna, a parlare è Osvaldo Patani, di conoscerlo di persona nel 1948 a Milano, in casa del sarto Cesare Tosi, suo collezionista e amico, chiamato da Sironi architetto umano. Era l'anno della scomparsa della dorata figlia Rossana, morta in circostanze drammatiche, un'estate milanese carica di temporali, con cieli che ricordavano quelli delle sue pitture. Sironi non stava bene e non riusciva a dipingere per l'aggravarsi delle sue condizioni nervose. Partì poco dopo per Cortina, sulle Dolomiti, ospite dell'amico albergatore Rimoldi, e la serenità della conca ampezzana lo rimise in sesto, facendogli ritrovare anche la vena della pittura. Nonostante tutto era un'anima d'uomo che viveva ironicamente. A volte lo ricordo con la punta della sigaretta che bruciava tra le sue labbra, tra la faccia intatta e immobile, la voce da fame e d'affetto e gli occhi di una tristezza serena che veniva da lontano. All'apparenza sembrava burbero, sorrideva rarissimamente, forse perché sapeva di avere nel sorriso dolcezza d'uomo buono e leale. A Sironi piaceva giocare a carte. Il giovedì ci si riuniva a banchetto in casa di Cesare Tosi. A tavola c'erano le cornie e cibi gustosissimi, ma Sironi era un commensale che mangiava pochissimo. L'unica cosa che gustava da intenditore era un bicchiere di vino, ma doveva essere di qualità. Aveva preferenze per il Bordeaux. Terminata la cena si iniziava la partita a scopone. Sedeva sempre allo stesso posto, voltando la schiena alla finestra sul Duomo. Sironi amava Milano. Nato in Sardegna, si sentiva milanesizzato, ma la vista della cattedrale per lui rappresentava un enorme monumento di asparagi di marmo crudi. Non gli piaceva affatto. Giocava in coppia con Tosi, mentre il mio compagno era Luigi Gobbi, il Figaro dei VIP. Una sera che giocai in coppia con lui, al termine della partita, ricordando un mio sbaglio nel giocare una carta che gli aveva fatto perdere il 7 ambito, mi disegnò sul foglio dove si segnavano i punti il 7 di quadri, con scritto carta vincente. Mario Sironi morì a Milano il 13 agosto 1961 in una giornata silente che ramificava i suoni della tristezza senza rumore di traffico né odore di benzina. Una giornata di Ferragosto calda di sonno, con una Milano vuota. Il suo studio nella periferia era rimasto vuoto, con l'odore forte della sua pittura, senza l'impronta del normale disordine sironiano. Con il pavimento lucido, non ingombro di carte e pezzi di tela mezzi dipinti da buttare, e la sua sedia vuota per sempre. Al funerale non c'era la moltitudine fitta e nera come caviale umano. Fu un funerale povero, come sarebbe stato di suo gradimento. Qualche parente, le sue muse e i 4 amici per bene che tenevano con fiera angoscia il cordone del furgone ferale. Erano il sarto Cesare Tosi, il parrucchiere Luigi Gobbi, il vecchio e claudicante pittore Giuseppe Calvi, nemico della critica, e il suo mercante Gino Ghiringhelli, della gloriosa Galleria del Milione, 4 amici che sentirono la sua mancanza non soltanto per l'arte, ma per la sua umanità. Il più bel complimento che ebbe in vita Sironi fu da parte di Picasso, che lo onorava come il più interessante pittore italiano, perché la sua arte non lusingava subito gli occhi, anche se diversissimi forse in un certo senso tra il pittore cercatore e il pittore archeologo c'è parentela. Sironi aveva mani da poeta. È un ricordo tratto dal volume Mario Sironi, dal futurismo agli anni di Cortina, Farsetti.